praticamente nei pressi. Ora Ciolino costretto un po' a retrocedere, poi pallone per Lampasona, lancio centrale, attenzione a Lentini e c'è il gol un po' inaspettato da parte del Mazzara al minuto 8, praticamente Lentini la difesa, poi prova Corrao a spostare la Billiteri, Drago, non c'è momento di pausa e fa Rossomando, si propone Billiteri seguito da Rossomando, tenta il cross Billiteri, palla in aria, pallone ancora per Rossomando, per Drago, ancora Drago, la conclusione, la palla in rete, il gol di Drago, è 1-1, recupera il Montelebre con Drago che porta in parità il risultato e al 13esimo il gol di Billiteri distinto, praticamente fa recapitare il pallone a Bormignon con qualche rischio. Ora Rossomando allarga il gioco l'argentino, ancora Rossomando, Vizzosero, ancora Vizzosero, potrebbe tirare! Joaquin Vizzosero! Il gol del 2-1 al 20esimo, bordata micidiale di Joaquin Vizzosero, Montelebre che si porta in lancio centrale a cercare Pierce, la palla è precisa, Pierce in aria, supera l'avversario, un altro palo, ma c'è un calcio di rigore, l'intervento su Pierce che colpisce il palo ma va a rovinare sull'attaccante, qui rigore che ci sta tutto. Assolutamente sì, l'arbitro ha dato giustamente il vantaggio che non si è concretizzato perché la palla è finita sul palo, il portiere è entrato a valanga sul nostro giocatore che ovviamente in difficoltà ha preso la palla ma rovinosamente il portiere lo ha battuto e quindi rigore sacrosanto. Da sottolineare poco fa l'intervento dritto sull'uomo su Vizzosero con relativo cartellino giallo per il giocatore del Mazzara. Quindi calcio di rigore per il Montelebre che ha la grandissima occasione di portare il parziale a +2 nei confronti del Mazzara, quindi per un possibile 3-1 dal dischetto va il bomber del campionato Nacho Pierce, 14 reti e questo potrebbe tramutarsi nella 15ª marcatura per l'attaccante argentino. Pierce contro Giacalone, mezz'ora di gioco, parte Pierce, la conclusione, la palla in rete, e il stanchio argentino, Nacho Pierce, e 3-1 per il Montelebre. Scusiamo, manca l'audio qui, Pierce, è solo Pierce! E il stanchio argentino, è 4-1 per il Montelebre, ancora lui, ancora Nacho Pierce che fa realizzare al secondo minuto il 4-1. Quindi Nacho Pierce, Mazzara, il cross dalla sinistra, facile l'uscita da parte di Bordignon che rimette in gioco Gambino, centralmente su Vizzosero, si propone Pierce, Drago, ancora Drago, poi Rossomando che chiede palla, lanciato tra le linee, Rossomando è solo, scarta il portiere, Rossomando! Benjamin Rossomando e 5-1 amici centrale, facile per Bordignon che poi lancia sempre in maniera precisa Rossomando, il lancio su Pierce, ancora Pierce e il stanchio argentino e 6-1 da
da parte del Monte Lepre, davvero stratosferico, il bomber alza, tripletta lo Sport Palermo, tripletta al Mazara.